tempo non proprio clemente non ha fermato la città e il fiore, l'iniziativa floro-vivaistica che anima il centro di Vittorio Veneto. Domenica 13 aprile tanti vittoriesi hanno preso parte alla manifestazione. Per fortuna la pioggia a un certo punto ha smesso e purtroppo è una manifestazione che va fatta all'aperto, per cui c'è il rischio. Gli ultimi 4 anni abbiamo avuto più fortuna sicuramente. Comunque l'affluenza è buona. È sicuramente la manifestazione storica più importante, ben 41 edizioni della Città del Fiore, è un numero veramente importante. Fra le novità più recenti abbiamo rinnovato il concorso fotografico dedicato quest'anno al fotografo e artista Carlo Del Puppo. Poi abbiamo confermato anche la presenza della Proloco di Fucecchio, di provincia di Firenze, per la composizione floreale, il quadro che hanno creato questa mattina. Altra novità è il laboratorio di lettura da parte della biblioteca. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore di riferimento, l'avvocato Barbara Denardi, che sempre ci sostiene in queste iniziative, e soprattutto i volontari e tanti che ci hanno dato una mano, il consiglio di amministrazione che sempre porta avanti queste iniziative. Mi spiace un po' per il tempo, perché è una manifestazione molto attesa dai vittoriesi, questa è dall'inizio della primavera, ma in realtà questa mattina non era, insomma, era più inverno che primavera. Sicuramente però è una manifestazione che dà inizio alla stagione più importante per quanto riguarda gli eventi organizzati dalla nostra associazione. Voglio ricordare i principali: dal 23 di maggio fino al 2 giugno ci sarà a Palazzo De Carlo Minucci la mostra del Prosecco di Vittorio Veneto. Quest'anno è arricchita anche dalla presenza attiva del nostro istituto alberghiero, che ci preparerà i piatti tipici da accompagnare ai vini in selezione. Il 31 di maggio ci sarà il Palio delle Botti e già si prevedono parecchie squadre, più di 10. Altra novità molto importante, la manifestazione, quella più impegnativa dal punto di vista organizzativo, è anche per quanto riguarda il numero di aziende coinvolte, Rive Divine. La novità di quest'anno è che ci sarà un percorso anche il sabato sera, quindi non un'unica giornata, la domenica 15, ma anche il sabato 14, una tappa speciale con arrivo all'osservatorio su Avinera, e quindi oltre che a degustare i piatti tipici proposti durante le tappe, alla fine potremo anche vedere da vicino la Luna e i pianeti con il potente telescopio di cui dispone l'osservatorio, e quindi ecco, invito tutti a iscriversi, perché sicuramente sarà una serata importante e diversa. Per quanto riguarda poi le nostre manifestazioni, voglio rinnovare l'invito a tutti coloro che vogliono non solo partecipare da visitatori, ma anche avere parte attiva alle nostre manifestazioni. Colgo l'occasione per invitarli a partecipare. La nostra sede si trova all'ufficio turistico, e per le varie iniziative possono consultare il sito www.prolocovittorioveneto.it.